I carabinieri del comando provinciale di Agrigento, vista la numerosa presenza di persone nel territorio nel corso del fine settimana, hanno svolto un servizio straordinario di controllo nei territori dei comuni di Agrigento, Raffadali, Realmonte e Porto Empedocle al fine di garantire una movida sicura a tutti i cittadini. Nelle ore serali quindi sono stati predisposti numerosi posti di controllo alla circolazione stradale, a seguito dei quali sono stati denunciati a piede libero un uomo fermato mentre transitava nel comune empedoclino per possesso di 2 coltelli occultati all'interno del proprio zaino e un trentenne sorpreso a Realmonte nonostante la misura cautelare di divieto di dimorare in quel comune. I militari del nucleo operativo radiomobile inoltre hanno deferito stato di libertà un 18enne fermato alla guida del proprio motociclo nel comune di Raffadali, in quanto a seguito di perquisizione veicolare e domiciliare è stato trovato in possesso di ben 25 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish e di materiale per il suo confezionamento. L'attività preventiva ha visto coinvolte numerose pattuglie, ha consentito di controllare 140 persone, 65 auto, elevare diverse sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada, nonché segnalare 3 persone per guida in stato di ebbrezza. I controlli dell'arma sono proseguiti per garantire la prevenzione dei reati e la sicurezza dei cittadini e anche per contrastare le condotte irresponsabili di guida che mettono a rischio l'incolumità degli utenti della strada.